Poi infine, cari amici, volevo per mia simpatia personale per queste tematiche presentarvi questo piccolo libretto di un autore che probabilmente conoscete perché è andato sui giornali nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, perché si era chiuso in un canile per professarsi, diciamo, pazzo di Dio, insomma, e anche per protestare per la deriva del mondo che va verso l'autodistruzione, insomma. Lui ha già scritto tantissimi libri, uno ve l'ho presentato qualche mese fa, intitolato Espiazione, cioè il tema dell'espiazione nella letteratura mondiale, particolarmente nel cristianesimo, e in questo libro Emanuele Franz fa la storia della pazzia di Dio, i pazzi di Dio, che sono presenti in tante religioni, in tante filosofie, perfino in alcuni filoni scientifici come Albert Einstein, no? Ma soprattutto anche una tematica cristiana. Voi sapete che i pazzi di Dio sono una componente importante della spiritualità russa, e poi anche possiamo ben dire che la fonte San Paolo, che quando appunto parlava dei sapienti di questo mondo, lui diceva noi pazzi per Cristo. Dunque, Pazzi di Dio di Emanuele Franz è questo libretto. Abbiamo terminato, cari amici, adesso una breve pausa, poi incominciamo col nostro editoriale.